Presento il comitato Stop Veleni, Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa. Molti si chiederanno perché sempre io sottolineo questo Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, perché la questione ovviamente non interessa, oggi siamo a Melilli, ma idealmente è come se fossimo ovviamente all'interno di quella che è comunque la zona industriale. E quando noi abbiamo proprio iniziato insomma la nostra attività di contrasto, quello che dico sempre, all'inquinamento industriale, è proprio questo che, insomma, questa idea che abbiamo portato avanti e oggi se siamo appunto qui insieme anche a Legambiente, che ringrazio per insomma l'iniziativa, ma anche a tanti amici che appunto vedo sul pubblico, cioè tra il pubblico, è proprio perché era questa la nostra intenzione di unire e fare rete. E diciamo che la nostra non si è limitata ad essere una protesta sterile, che forse molti appunto leggono così. È giusto che magari parlo un attimino proprio del comitato, delle attività che comunque ha fatto, perché riteniamo che fra la protesta, oltre alla protesta portata per strada, quello che sia importante appunto è l'interlocuzione con le istituzioni, perché poi ovviamente tutto si muove comunque all'interno delle istituzioni. E questo è quello che abbiamo fatto in questi anni a nostro modo, giusto o sbagliato, e questo è quello che noi abbiamo voluto fare. Noi riteniamo, e questo io farò un intervento molto semplice che comunque rispecchia quello che è comunque il pensiero dei cittadini, perché io mi sento di rappresentare la cittadinanza appunto del quadrilatero, perché comunque ormai è un quadrilatero. Allora, noi riteniamo che ci sia una mancanza di assunzione di responsabilità, come tra l'altro è anche stato detto dagli altri relatori, da parte delle istituzioni. Non di oggi, ma anche di ieri, perché il sito di interesse nazionale è stato istituito nel 1998, quindi l'ultimo accordo di programma nel 2008, e fino adesso ovviamente le istituzioni si sono defilate da assumersi la responsabilità di iniziare a bonificare questo territorio, perché le bonifiche dell'ultimo rapporto di ARPA Sicilia sono ferme al 12%. Quindi il territorio sostanzialmente già sotto questo punto di vista è stato assolutamente ignorato. Poi ovviamente ci addentriamo in quelli che sono comunque i tempi nostri, parlando della transizione energetica o più precisamente appunto ecologica, che ha un altro significato rispetto a quella energetica. Noi abbiamo sempre cercato di dialogare anche ovviamente con quella che comunque la controparte è nel nostro territorio, che è Confindustria. Siamo sempre andati a tutti gli incontri che hanno organizzato loro sul territorio, un po' anche per demolire quelle che erano comunque le nostre teorie, ma noi abbiamo comunque preso per buono anche quegli incontri e siamo sempre comunque stati presenti in quegli incontri. E quando mi ricordo l'ultima presentazione del rapporto di sostenibilità che hanno fatto al CIAPI, noi proprio l'abbiamo detto che era prima del Covid, perché ripeto, noi cerchiamo di dialogare, l'abbiamo detto che se fosse stato perso il treno della transizione energetica che già stava avvenendo in quel periodo in Nord Europa, qui nel nostro territorio sarebbe subentrata una grave crisi occupazionale e anche sociale, perché poi diventa anche una crisi sociale. Quindi noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti, con la nostra semplicità, perché forse si confonde l'essere semplici con l'essere ovviamente coscienti del mondo in cui viviamo, perché la prima cosa è rendersi coscienti di qual è ovviamente adesso la necessità. La necessità adesso è di andare verso un cambiamento, perché resistere verso certi tipi di sviluppo purtroppo non farà altro che portare nel baratro il territorio, e questo è quello che sta comunque in qualche modo avvenendo, perché già siamo in ritardo, già siamo molto in ritardo. Quindi adesso cosa vogliamo fare? Ritengo che la questione sia, adesso lo dico da un po' di tempo, la questione sia politica, perché c'è una resistenza da parte delle istituzioni andare verso ovviamente in quella che è comunque una vera transizione energetica. Quindi servono le risorse, servono ovviamente anche le risorse anche in termini, perché noi qui, e lo dico così proprio come, noi qui abbiamo
diciamo, delle qualifiche veramente, insomma, di alto rilievo. La preparazione che c'è qui nel nostro territorio, quindi abbiamo tutte, come dire, gli elementi li abbiamo tutti, cioè non ci manca nulla per poter arrivare ad un processo reale di cambiamento che vada appunto verso, diciamo, quelle che sono appunto le energie rinnovabili, ovviamente le nuove biotecnologie, quindi abbiamo tutti gli elementi. Quindi è solo ovviamente di una questione di volontà da parte delle istituzioni. Legandomi, e chiudo, al discorso relativo al processo, diciamo, per quanto riguarda l'IES, noi riteniamo però che anche questo territorio abbia bisogno di giustizia, e quindi se ci sono delle aziende che hanno commesso dei reati, è giusto che questi reati vengano perseguiti. Poi le tutele ovviamente ai lavoratori è giusto che si diano, e guai se non sia così, però questi processi, che ce ne sono stati altri ovviamente nel tempo, questi processi devono essere portati a compimento, e se ci sono delle responsabilità, queste responsabilità devono essere accertate e punite. E mi riferisco anche all'ultimo episodio delle piogge oliose, perché altrimenti i cittadini, non penso che mi daranno comunque ragione, sono sfiduciati, e quindi a questo territorio dobbiamo dare anche fiducia, perché anche quella che è una semplice segnalazione al NOSE, che è come dire, quello strumento istituito dalle istituzioni, perché lo ricordo che è uno strumento istituzionale, è diciamo realizzato da ARPA Sicilia e dal CNR, anche una semplice segnalazione i cittadini non la fanno, perché dicono che non serve a nulla. Quindi il territorio è sfiduciato, non crede più a queste e quelle che sono comunque delle favole, non crede più né alla tutela dell'ambiente, né alla tutela della salute, non crede più né alla tutela dei posti di lavoro, quindi è sfiduciato. Quindi l'impegno deve essere di tutti ovviamente, le parti sociali, i cittadini, le istituzioni, le associazioni di categoria, ognuno per le proprie competenze, ma l'impegno deve essere corale, ma deve essere concreto, perché se noi oggi veniamo qui e parliamo per l'ennesima volta, dico, perché questi incontri li abbiamo fatti tanti, e se poi domani non c'è un impegno concreto e reale, non è servito a nulla. Grazie.